Come anticipato si è raggiunto il Ministro Ronchi, grazie per essere con noi quest'oggi, in una giornata in cui credo sia doveroso dare un messaggio di solidarietà, non perché sono alleati, ma perché comunque è inaccettabile agli amici della Lega Nord. Assolutamente, gli attentati di queste ore sono molto preoccupanti, va agli amici della Lega la nostra, la mia personale, ma come governo solidarietà, anche come esponente del PDL. Questo fa capire quanto facciano paura le idee del centrodestra e che ancora ci siano dei rivoli infami di violenza che vengono respinti culturalmente e moralmente dalla pubblica opinione. E mi auguro e ringrazio le forze dell'ordine per ciò che stanno facendo per debellare questi ultimi rivoli disperati. Io credo che la colore politica in questi casi non abbia nemmeno senso, sono solo proprio dei deficienti, da questa... Deficienti, gente sconfitta dalla storia, per questo motivo devono essere condannati senza pietà. Ma è preoccupante che ci siano quei deficienti? Sì, è preoccupante, è una situazione certamente un po' estesa, ci sono delle sacche di intolleranza, ma d'altra parte noi siamo forti delle nostre idee. Poi anche il Presidente del Consiglio che a sua volta di genere tutto sommato totalmente diverso, ma anche lui subisce. Sì, io penso che la politica non si possa fare con i gossip e soprattutto non si possa fare con la propaganda demagogica di Franceschini, che ancora è figlio della vecchia cultura, mi sorprende lui cattolico, ormai sia completamente travolto da una sorta di dipetrismo violento e che porta a considerare l'avversario un nemico da abbattere. È una cultura che non ci appartiene, che respingiamo al mittente, ma tanto sono sconfitti dalle urne e quindi saranno sempre più deboli. Alle urne ci andremo per due motivi, per l'Europa e poi per il referendum. Io sui giornali non leggo di Europa e non leggo di referendum. Leggo male io o non ci sono? No, non legge in quanto non c'è. No, non c'è, perché poi potrei essere ciecato, ma non c'è. Non siamo ciecati, leggiamo i giornali con attenzione, mi dispiace perché l'Europa... Io non so che differenza ci sia nel programma per l'Europa del PDL rispetto al PD. Guardi, non lo so, nel senso, non c'è ed è grave. Ma guardi, il PD... No, ma capito, ma è grave. No, è grave perché purtroppo siamo travolti dalla polemica sterile della politica interna, con un centro-sinistra che non ha idee, non ha un progetto politico e culturale e soprattutto anche in Europa deve ancora decidere per esempio in quale gruppo andrà. Noi siamo figli del particolare europeo, quindi... L'80%, ma forse anche il 70%, anche il 60% di quello che è il vostro lavoro di governo comunque deve rendere conto, ha a che fare con... Ma guardi, con l'Europa? Ma assolutamente sì, la maggior parte è importantissima, ma l'Europa è una grande risorsa. Quale Europa mi consenta? Non certamente quella di oggi, l'Europa dell'euroburocrazia, l'Europa dell'economia fredda, l'Europa di questi burocrati che consentono di allontanare il concetto di Europa dei cittadini. Non è un caso che dove i cittadini si esprimano non vogliono questa Europa. L'Europa che noi sogniamo è l'Europa che va dal Portogallo agli Urali, ma mi creda con una grande progettualità di idee e di valori. Io dico sempre che non si può fare una politica economica se non è guidata da un progetto che è fatto di idee, di valori, di sentimenti, di spiritualità, perché questo significa unire i popoli e fare della grande comunità europea una grandissima opportunità, ma che sta insieme, perché sta insieme con un progetto di identità e di valori. Questo non c'è e oggi lo scontiamo. E allo stesso modo, ripeto, non leggo nulla di referendum. Ma il referendum è certamente, io ho firmato, voteremo sì convintamente, ma anche questo è un tema molto importante che dovrebbe essere dibattuto, approfondito, capito, compreso, ma il dibattito politico è tutto sul gossip, è tutto uno scontro violento che non porta a nulla.